La produzione di milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno costituisce un serio problema. L'emergenza rifiuti ha portato negli ultimi decenni allo sviluppo di politiche ambientali rivolte alla riduzione, recupero e ottimizzazione del ciclo di gestione. Questa la sfida attuale. Prevenire la produzione di rifiuti, riusare e riutilizzare per ridurne la quantità, riciclare per ridurre l'uso delle risorse naturali, recuperare per trasformare gli scarti in nuove risorse e smaltire in discarica il minor numero di rifiuti. Dalla raccolta differenziata una percentuale di rifiuti risulta non riciclabile. I rifiuti urbani indifferenziati vengono destinati ad uno specifico trattamento per il loro recupero. Nei 12 comuni che formano il bacino Taranto 1 si raccolgono in media oltre 146.000 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati l'anno, per essere trattati e trasformati in energia, contribuendo così a ridurre notevolmente la frazione destinata allo smaltimento. CISA opera nel settore del trattamento dei rifiuti da oltre 20 anni, con moderni impianti per la biostabilizzazione, selezione e produzione di combustibile solido secondario e per lo smaltimento. L'impianto in Contrada Console riceve i rifiuti urbani indifferenziati dell'area Taranto 1. Qui i rifiuti che arrivano, in fase di accettazione, vengono sottoposti ad un controllo radiometrico che rileva le tracce di eventuale materiale radioattivo. In caso di presenza di frazioni irregolari, il carico viene respinto e sottoposto ad apposita procedura di sicurezza. Il carico idoneo viene trasferito e scaricato in una zona di ricezione, dove i rifiuti vengono ispezionati visivamente per eliminare eventuali ulteriori frazioni non processabili o non conformi. Una corretta raccolta differenziata eviterebbe la presenza di qualsiasi tipo di materiale non idoneo al trattamento, causa di odori sgradevoli e di scarti destinati allo smaltimento. Il materiale ispezionato subisce una prima triturazione. In testa al nastro di scarico del materiale triturato, un separatore magnetico elimina gran parte del materiale ferroso. Al termine di questo processo, la frazione triturata viene trasferita nei 13 tunnel di biostabilizzazione, dove i rifiuti vengono chiusi ermeticamente e la sostanza organica facilmente degradabile viene attaccata da batteri, lieviti e muffe. Ossigeno, temperatura e umidità sono costantemente controllati in modo da assicurare il perfetto completamento del processo. Gli ambienti sono chiusi e in costante depressione per evitare la fuoriuscita di cattivi odori. L'aria satura di processo viene aspirata dall'interno dei tunnel, umidificata e convogliata in un biofiltro, dove viene depurata prima dell'emissione in atmosfera. Il materiale igienizzato e stabilizzato viene vagliato, affinato mediante ulteriori separazioni, triturato e infine addensato per raggiungere la corretta pezzatura e umidità e diventa combustibile. Il CSS così ottenuto è pronto per il trasporto nell'impianto di produzione di energia elettrica. Il materiale di scarto separato viene avviato nella discarica annessa all'impianto. In questa, come nelle discariche adiacenti in post-gestione, il biogas generato è completamente recuperato e trasformato in energia elettrica ceduta alla rete nazionale. Il sito di Contrada San Sergio ospita la sede legale di CISA. L'impianto di produzione di CSS è un'area di stoccaggio per rifiuti speciali non pericolosi provenienti da altri impianti di trattamento RUI. Anche in questa installazione, al momento del conferimento, i rifiuti passano attraverso un portale radiometrico e, se idonei, vengono scaricati nell'area di stoccaggio o inviati nell'impianto di produzione di CSS. I rifiuti da trattare vengono caricati in un trituratore e deferizzati grazie ad un separatore magnetico. Il materiale viene successivamente affinato e addensato. Le lavorazioni avvengono in ambienti chiusi e in depressione per evitare la fuoriuscita di odori. L'aria di lavorazione viene captata e fatta passare attraverso un filtro a maniche e uno scrubber ad umido per minimizzare il contenuto delle polveri ed eliminare la maggior parte delle particelle odorigene. Il rifiuto così lavorato diventa CSS combustibile, una risorsa capace di generare energia. Il CSS giunge alla centrale termoelettrica di Appia Energy, viene trasferito in un capannone tenuto in costante depressione con aspirazione di aria.
Da qui il combustibile viene dosato e avviato in un combustore a letto fluido bollente con una potenzialità di 12,5 tonnellate l'ora. Il vapore originato dalla combustione aziona una turbina da 12,25 megawatt di energia elettrica che è consegnata alla rete di distribuzione nazionale e in parte autoconsumata per il funzionamento dell'impianto. Ogni fase della combustione viene attentamente monitorata attraverso sistemi automatici di supervisione. Il controllo delle emissioni in atmosfera è garantito in continuo da un doppio sistema di monitoraggio SME a tutela dell'ambiente, del territorio e dei residenti dei comuni delle aree limitrofe. A fine del processo, le ceneri vengono raccolte per il corretto recupero o smaltimento. Il vapore residuo viene convogliato in un condensatore ad aria che lo riporta allo stato liquido al fine di ottimizzarne il consumo di acqua per i cicli successivi. L'impianto in futuro sarà raddoppiato e permetterà di generare una potenza elettrica di 24,5 megawatt. In contrada Gravinola è situata una discarica per rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali. È stata autorizzata a ricevere massimo 750.000 metri cubi di rifiuti ed è stata progettata con un sistema di tenuta con un coefficiente di sicurezza di gran lunga superiore a quello previsto dalla normativa in vigore. Cisa è dotata di un laboratorio ambientale destinato al monitoraggio, alla ricerca, allo sviluppo e al controllo dei processi. Questo permette di operare all'interno di nuovi scenari, di anticipare esigenze e adeguamenti delle future normative e ottimizzare quanto più possibile i processi di recupero e smaltimento. Un ruolo fondamentale è quello svolto nelle scuole, con progetti di formazione rivolti ai ragazzi al fine di sensibilizzare su politiche ambientali più consapevoli. Numerose le iniziative ambientali e di ricerca sulle quali opera Cisa, il Bird Control, già attivo nelle discariche in funzione, la Carbon Footprint, il fitorimedio, la biostabilizzazione turbo, le tecniche naturalistiche di copertura della discarica, il recupero fanghi. Cisa svolge pertanto un'importante attività all'interno della filiera di gestione rifiuti, preoccupandosi di ridurre al minimo lo scarto e facendo in modo che il rifiuto venga reimmesso nella vita di tutti i giorni sotto forma di nuovo prodotto, con una propria identità e utilità sotto forma di preziosa energia. Come in un ciclo in cui tutto torna a prendere vita.